Un saluto e ben ritrovati cordiali amici video spettatori. Gli approfondimenti della Wii Sport quest'oggi portano Davide Sottile al campo comunale San Paolo di Barcellona per analizzare il match valevole per il campionato di giovanissimi regionali Girone D tra Orsa Barcellona e Città di Messina, padroni di casa dell'Orsa, che si trovano a 4 punti in classifica dopo 3 partite. Nell'ultimo impegno di campionato hanno dovuto soccombere alla Pattese per 1-0. Tutt'altro il cammino dei ragazzi del Città di Messina, che dopo 3 partite si trovano a 9 punti in classifica, bottino pieno, 3 vittorie. Nell'ultimo impegno di campionato hanno sconfitto la Football 24 per 2-0. Sono 7 i gol fatti, soltanto 2 quelli subiti dai ragazzi di Mister Fiumara. È quasi tutto pronto per cominciare, si aspetta solo il calcio d'inizio. Batte l'Orsa che attaccherà da sinistra verso destra in completo blu, Città di Messina in completo bianco da destra verso sinistra. Si può cominciare con Majorana che recupera questo pallone, lancia in profondità Spuria, ma il pallone è troppo lungo e ci arriva Liotta senza problemi. Poi da questa rimessa laterale subisce fallo Currò dell'Orsa, che viene atterrato, sarà calcio di punizione dal limite. Sul pallone va Maimone, fischio dell'arbitro, parte Maimone col sinistro, la palla scavalca la barriera e si infila in porta. L'Orsa è in vantaggio dopo soli 6 minuti di gioco con una punizione capolavoro di Maimone. Il gol di Maimone che si va a infilare tra la traversa e la mano di Forestieri. Gran calcio di punizione. Città di Messina che adesso deve rispondere con Spuria che in mezzo a 2 uomini riesce a districarsi, appoggia il pallone a Mangano che calcia debolmente col destro, il pallone viene bloccato senza problemi da Liotta. Poi Majorana prova a uscire, pallone che viene calciato, prende una traiettoria stranissima, ma Forestieri è attentissimo e non si fa sorprendere. Sarà calcio d'angolo. Ancora Maimone sul punto di battuta che mette questo pallone in mezzo, pallone che viene alzato a campaline in area di rigore, colpisce di testa Lopresti, ma Forestieri riesce a trattenere agevolmente. Poi ancora Città di Messina che soffre in difesa, Lopresti si infila, prova col pallonetto ma la palla è troppo alta. Le incursioni dell'Orsa creano qualche grattacapo a Città di Messina e ancora una volta la difesa viene tagliata, tenta il pallonetto anche Coppolino, ma neanche lui trova lo specchio della porta e allora corre ai ripari Mister Fiumara. C'è subito un cambio, entra Maesano, esce Venuti, entra anche Panarello per Lopresti, doppio cambio. Primo tempo, Fiumara costretto a correre ai ripari, ma il Città di Messina continua a soffrire dietro con Lopresti che calcia col sinistro, miracolo di Forestieri con i piedi e poi non ne approfitta Coppolino, ma che parata di Forestieri. E ancora quanto soffre il Città di Messina là dietro. Poi prova a rispondere con Spuria che scaglia il pallone avanti all'indirizzo di Roberti, se lo va a riprendere Spuria, appoggia di testa a Roberti che tocca morbido col sinistro e scavalca il portiere e trova il punto del pari proprio allo scadere di primo tempo. Carmelo Roberti, un gol importantissimo. La tenacia di Spuria che appoggia Roberti che morbido scavalca il portiere, trova il punto dell'1-1. Il Città di Messina che adesso prova a giocare con Maceli che rientra sul destro, appoggia per Mangano che prova a lanciare ancora Spuria ma il pallone è lungo ed è facile preda di Liotta. Così finisce la prima frazione di gioco che vede le 2 squadre in parità. Rientrano negli spogliatoi sul punteggio di 1-1. Città di Messina che deve sicuramente fare meglio della prima frazione di gioco, che l'ha vista soffrire sugli attacchi dell'Orsa, che ha fatto sicuramente meglio nella prima frazione di gioco. Fiumara che è stato costretto a fare 2 cambi nella prima frazione di gioco. Si ricomincia. Continua ad attaccare l'Orsa con queste palle lunghe che scavalcano ancora una volta la difesa. Il tocco morbido di Coppolino che la palla si infila in porta e l'Orsa ritorna in vantaggio 2-1.
con Coppolino, rivediamo, scavalca Forestieri e la palla si infila nel sacco, ma ancora una volta la difesa del Città di Messina si è fatta sorprendere. Poi brutto fallo subito da Maceli al limite dell'area. Ci sarà calcio di punizione, diversi tiratori per il Città di Messina, ma se ne incarica Majorana con il destro e Liotta in 2 tempi riesce a far su il pallone. Poi ancora Majorana sventaglia il pallone in mezzo con Roberti che di testa non riesce a imprimere potenza al pallone che si spegne alto sopra la traversa. C'è ancora un altro calcio piazzato per il Città di Messina, se ne incarica Maesano, il pallone viene smorzato e poi il colpo di testa è troppo debole per impensierire Liotta. Altro calcio di punizione sul destro di Majorana che calcia a spiovere e quasi sorprende Liotta. Buon calcio di punizione di Majorana. Poi il calcio d'angolo ancora per il Città di Messina, pallone colpito di testa da Mangano che non trova lo specchio. Vuole il pari il Città di Messina. Poi ancora un corner battuto da Maisano, che il pallone che finisce sui piedi di Lopresti, Forestieri la tocca ma il tavin vincente è di Calabro che deposita il pallone in rete e fa 3-1 per l'Orsa, che ingrana la marcia ed effettua il doppio sorpasso sul Città di Messina. C'è un cambio, esce Maceli, entra Denaro, esce anche Tramacere ed entra Santa Paola per il Città di Messina. Poi qualche screzio tra i 2 numeri 10 di Città di Messina e Orsa, ammoniti entrambi Lopresti e Mangano. Poi c'è un altro cambio, esce il capitano Majorana, al suo posto entra Di Maggio. Poi Lopresti sfida Guglielmo, lo lascia sul posto e poi calcia di punta ma troppo debolmente. Forestieri riesce a recuperare, fischietta in bocca per il direttore di gara che dice che la partita è finita. Brutta battuta d'arresto per il Città di Messina che se ne va a casa con una sconfitta. Per le telecamere della Wii Sport quest'oggi è tutto, un saluto e alla prossima!